Edicola Friuli. Oggi andremo in piazzale Oberdan, ma prima di cominciare... Ma chi c'è qua? Renato Pontoni? Presto, sono arrivato qua per comprare la bandiera del Friuli. Ma sei sul pezzo come sempre? Che sui social si leggono queste cose. Ah, vedi? Ma senti, la bandiera la esponiamo poi anche al Ceghedaccio, non siamo prossimi? Il Ceghedaccio è un prodotto friulano e quindi la bandiera va esposta. Quando? Appuntamento? Il 29 marzo alla Fiera di Udine. Grazie Renato, buon lavoro. Grazie E a te la super bandiera. Ecco cosa vogliono chi? I giovani, sono loro i protagonisti della copertina di questa settimana. Io manifesto per il nostro futuro. Sapete tutti che oggi è in corso lo sciopero mondiale per il clima e allora noi siamo andati a sentire, a parlare con questi giovani protagonisti di questa grande mobilitazione. Siamo abituati a giovani indolenti e fannulloni e invece una nuova generazione vuole farsi ascoltare e punta il dito contro gli adulti. Siamo alla vigilia di un nuovo 68? Ci siamo chiesti e dopo andremo a vedere. Focus anche sui musei orfani delle province. Sono decine le piccole strutture espositive passate alla regione e che ora attendono una valorizzazione. E poi nel Pordenonese 3 buchi neri. Si tratta degli ex cotonifici che da anni attendono un recupero ed ecco la strategia dei comuni. E infine la ciminiera che torna nella bufera. Ci spostiamo quindi a Monfalcone, nuove polemiche sulla centrale termoelettrica tra comune, regione e A2A. Vediamo allora l'inchiesta dedicata al clima. La rivoluzione è iniziata in piazza per protestare. Chi sono e cosa vogliono i giovani friulani che, seguendo l'esempio dell'attivista svedese, sono pronti a scioperare per il clima e fare la loro parte per salvare il pianeta. Allora, Claudia Carlotto, che è una giovane universitaria, è andata a sentire proprio loro, i giovani protagonisti di questa mobilitazione, per conoscere quali sono gli input, gli stimoli che li stanno animando e motivando. E poi abbiamo anche stilato un piccolo vademè come i 10 comandamenti per fermare i cambiamenti climatici, perché ognuno di noi, diciamo, può fare nel proprio piccolo la differenza. Eccola qui la foto, qui vedete la quindicenne svedese Greta Thunberg, che è stata anche candidata, si è parlato di una candidatura al premio Nobel. Il pubblico si divide, c'è chi la ama e c'è chi invece non l'apprezza troppo, però lei è il simbolo di questa manifestazione. E allora Alessandro Giusto si è messo giustamente dalla parte degli adulti e dice: siamo ladri di futuro. Ha intervistato il professor Luca Grion, docente di filosofia morale all'Università di Udine, con il quale ha parlato proprio di quelle che sono le rimostranze, in un certo senso, che questi ragazzi fanno alle generazioni che li ha preceduto e che accusano senza mezzi termini di aver rubato loro appunto il futuro, di star rubando ancora oggi il futuro e di non dare le opportunità per un cambio radicale. Insomma, uno sciopero che forse rimarrà nella memoria e che potrebbe essere veramente soltanto l'inizio, l'incipit di un cambiamento vero e proprio. E il futuro dei musei orfani delle province invece è l'altro approfondimento, perché col passaggio alla regione non ci sono più i finanziamenti specifici per ogni singola esposizione. La soluzione è unire tutti in 2 grandi realtà, Tolmezzo e San Vito al Tagliamento, che comprenderanno anche segmenti tematici nei singoli territori. Ed è un futuro 4.0 quello che si sogna per l'Amman. A Pordenone ci spostiamo, quindi nel Friuli occidentale. Il comune ipotizza di modificare la destinazione d'uso dell'area, puntando su produzione e tecnologia. L'occasione potrebbe proprio essere la variante generale da adottare entro l'anno. E oggi è un numero particolare questo del settimanale Il Friuli, perché potrete richiedere con un piccolo contributo oppure prenotare dal vostro edicolante la bandiera del Friuli, un simbolo che ci aiuta a guardare al futuro. Qui vedete una piccola galleria con un paio di immagini che sono appunto una parte di quelle che ci arrivano in redazione, che vengono condivise anche diffuse da Average Furlan Guy. E insomma i friulani amano le proprie radici ed esporre questo vessillo che
insomma un po' come un senso di appartenenza nelle varie parti del mondo dove vanno. Potete acquistarla in edicola per 4 settimane e poi per altrettante settimane pubblicheremo anche le vostre immagini, mandatecele, inviatele alla redazione dove sventolate fieramente la vostra bandiera del Friuli. È tempo di concerti, l'estate è ancora insomma lontana, però già si comincia ad animare il mondo dei live. Sui palchi sembra già piena estate, scrive Andrea Ioime, marzo is the new luglio. Tra date zero, anteprime, concerti unici ed eventi speciali pare di essere in piena bella stagione. Allora vi faccio qualche nome: Elisa, PFM, The Legend of Morricone, Sold Out. Poi abbiamo Le Orme, Ermal Meta e tanti altri artisti. Andrea Ioime come sempre ci guida in questa babele di appuntamenti. Armatevi di agenda e segnatevi tutte le date da non perdere per cogliere il meglio della produzione musicale regionale, ma non solo. E allora insieme a Tiziano Campigotto oggi andiamo a sventolare la nostra bandiera in centro e ci spostiamo in Piazzale Oberdan. Venite con noi. Siamo in Piazzale Oberdan, all'inizio di via Cividale, all'incrocio con viale Trieste. Accanto a me Alessandro Passon, che da 4 anni gestisce l'edicola. Ciao Alessandro e ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Allora, 4 anni di presenza qui nel piazzale, come va? Direi bene, dai, non c'è male, ci sono alti e bassi, però cerchiamo di sopravvivere perché non siamo proprio bene con le edicole, perché con tutte queste innovazioni che vanno bene in un senso e vanno male nell'altro, tipo non so, computer, telefonini. Io ho tantissimi clienti che me lo dicono proprio, che hanno ormai tutto tramite tablet, si leggono il giornale tablet, usano tantissimo il computer, perciò noi qua siamo un po' tagliati fuori su questo, dove si vendevano tanti più giornali in generale. Adesso è calato tantissimo il lavoro, però si cerca di tenere duro, si cerca di avere un certo... Insomma, avete comunque un giro di clientela e poi magari insomma alla fine la carta affascina sempre, poi ci sono anche tanti altri prodotti, dei film, insomma degli extra diciamo, che portano anche la gente in edicola, e tutto sommato la carta non è la stessa cosa di un abbonamento, della lettura allo smartphone. Infatti ci sono tanti clienti che hanno già un'età, oltre i 60 anni, che magari la figlia le fa il regalo del tablet, di questo e di quell'altro, ma loro lo stesso vengono a prendere il giornale qua, perciò sì. Allora parliamo invece delle nuove generazioni, perché oggi insomma Udine ospita un evento che insomma è mondiale, lo sciopero per il clima, per insomma frenare o comunque accendere i riflettori su una questione così importante come quella ambientale. Questo è un incrocio piuttosto trafficato. L'anno scorso avevamo trovato molti ciclisti, molti pedoni, chiedevano ciclabili e cose, però anche a livello di traffico, che impressione hai tu che sei qui praticamente tutti i giorni a fare un po' da vedetta? Ti dirò che come traffico ce n'è tanto, la gente usa secondo me pochissimo i mezzi pubblici, usano poco le biciclette e tanta gente si muove. Io ho clienti che abitano qua dietro e vengono a prendere il giornale o vanno in farmacia o si muovono qua in macchina, perciò la macchina ormai è diventato un hobby un po', se non hanno la macchina non si muovono di casa. Sì. C'è sempre più gente sola, no, che gira con le macchine, quindi insomma tanto traffico anche per quello. Sì, c'è tanto traffico e potrebbero un po' con le ciclabili, con tante altre cose, modificare un po' anche per il clima, perché sì, la gente potrebbe andare un po' a piedi, potrebbe partire 5 minuti prima da casa e riuscire a muoversi magari da qua al centro a piedi. Giornata mondiale in tutela del clima. Tanti ragazzi a Udine manifestano. Cosa dice a questi giovani? Mi domando con cosa sono venuti per la manifestazione. Sono venuti a piedi, in bicicletta o si sono fatti accompagnare in auto per arrivare alla manifestazione? Allora cerchiamo di muoverci di meno in auto, più in bicicletta o più a piedi. È inutile cianciare sull'inquinamento quando vediamo che la città di Udine è la città che non è come Ferrara, che nessuno entra
Qui le biciclette sono ben poche, basta girare un po' la città, ecco insomma. Lei non è un giovanissimo, non si offende, e manifesta accanto a questi giovani, perché? Perché altrimenti non so che futuro avranno. E le sta a cuore il futuro anche delle generazioni. Soprattutto perché se non stanno bene loro, più tardi staremo male anche noi. Come genitori vi siete organizzati un bel gruppo di giovani attivisti, diciamo. Beh certo, perché già i genitori sono attivisti, quindi hanno coinvolto tutta la scuola Montessori e così li abbiamo portati qua. Scuola Montessori di Udine. Udine chiaramente, Garzoni Montessori. E i bambini Unanimità. entusiasti mi sembra. Andava bene con lo slogan seminiamo il futuro visto che sono piccoli. Direi che hanno aderito in maniera, insomma, più che energica. Più di metà scuola partecipa. Quindi anche da parte dei genitori c'è stata partecipazione. Sono tutti qua, sono. Una piazza piena di ragazzi come non si vedeva da tempo. Vero, verissimo. I ricordi vanno un po' indietro nel tempo per vedere così tanta gente, così tanti ragazzi in piazza, però è una data un po' speciale, è la data in cui questa generazione ricorda a noi e a tutti quelli che hanno il potere di decidere che è decisamente ora di fare qualcosa e di permettere loro di vivere una vita corretta in un futuro sostenibile. Edicola Friuli finisce qui, grazie Alessandro per Grazie l'ospitalità. a voi della gentilezza. È stato un piacere come sempre, alla prossima, esatto. E invece il prossimo appuntamento, venerdì prossimo, è sempre qui alla solita ora su Tele Friuli e andremo a Passons. Ciao!